Diciamo la Sanremo ha un futuro perché è un'azienda che è inserita nel mercato in modo positivo. Era il 1987 e Tina Anselmi non era già più il primo ministro donna della Repubblica Italiana e soprattutto titolare del lavoro e della previdenza sociale, ma si dimostrava positiva per un'impresa che da lì a poco avrebbe chiuso definitivamente i portoni del grande complesso di Cairano. Tina Anselmi, ministro ma anche presidente della commissione che ha cercato di fare luce sulla massoneria e i rapporti oscuri con lo Stato. Tina Anselmi, soprattutto staffetta partigiana e esponente politico negli anni del massimo consenso della democrazia cristiana nella regione e nella provincia, bianca per definizione. Oggi a Castelfranco si discute come ricordare questa personalità veneta e trevigiana e di questo discuteremo in avvio della nuova puntata di 40 in onda dalle 21:15 come ogni venerdì sera su Antenna 3. Le nostre campagne sono soggette giorno dopo giorno al pericolo devastante prodotto da una certa leggerezza nel considerare che sia inquinamento che incuria ambientale trovano un numero di alleati sempre più consistente. Agricoltura e pesticidi in un servizio di oltre 30 anni fa, dimostrazione che il dibattito di questi giorni con il paventato referendum conegliano è argomento che si trascina da tempo. Di questo, ma anche di dazi e prodotti della terra, chiederemo conto a Lorenzo Bruniera, allevatore, viticoltore e volto della latteria di Soligo. Accanto a questi temi affiancheremo un po' di leggerezza con immagini delle fiere di San Luca degli anni '80, con tanti giovani di ieri che oggi le frequentano da genitori. Con Corrado Carpentieri analizzeremo come ci si divertiva un tempo e come lo fanno i giovani d'oggi, più propensi alla virtualità che all'emozione delle attrazioni. E a proposito di questo ci sarà anche un fuori onda davvero unico, con un Tino Giacomini impossibilitato ad esercitare il mestiere di giornalista. Tino, come va? Malissimo!